quando vengono fuori i problemi, al posto che partecipare e esserci e rendere conto delle porcate di cui lo accusano, cosa che i cittadini dicono da anni, spera che anche la cittadinanza faccia come lui, stia a casa sua, non si presenti e non partecipi ai momenti che invece dovrebbero essere sacrosanti per rendere conto di quello che è uscito sui giornali in questi giorni. Tutti quegli dubbi e le preoccupazioni che la cittadinanza esprime da anni rispetto a quelli che sono i problemi di questa città e quelli che potevano essere gli affari loschi alle spalle di questi problemi stanno venendo fuori, uno alla volta. E adesso uno, Brugnaro non si presenta, e due, quello che dice è che c'è già un ordine del giorno. Ma questi pensano di poter andare avanti a discutere un ordine del giorno mentre l'assessore alla mobilità è in galera, mentre il sindaco è inquisito. Queste sono le condizioni tramite cui volete andare avanti con un ordine del giorno? Siete matti! E se questa è la reazione quando la gente ci tiene alla sua città e vuole partecipare a un momento così importante, se questa è la reazione della polizia quando la cittadinanza vuole partecipare, questa è perfettamente rappresentativa di qual è il contesto e la situazione che la nostra città soffre e subisce da troppo tempo. Facciamo salire tutte le persone che sono su, tutte le persone che devono avere il diritto di ascoltare.